però i cassonetti a partire da sabato non ci saranno più. Quindi chi deve smaltire della immondizia, dei rifiuti particolarmente accumulati nel corso del tempo, dovrà farlo o domani o dopodomani, perché da sabato in poi non ci saranno più i cassonetti e si dovranno utilizzare i cestelli. Noi vi chiediamo scusa se ci può essere qualche disagio per quanto riguarda il problema dell'utilizzo dei cestelli. È un sistema che si sta sperimentando e verrà, in qualche modo poi sistemato dopo un breve periodo. Avremo anche la possibilità di avere gli scarrellati, cioè i cestelli molto più grandi per i condomini che li richiederanno, e quindi alcuni disagi verranno eliminati. Però per adesso io prego i concittadini di avere un po' di pazienza e di comprendere che stiamo facendo una cosa importante per la città di Agrigento, perché se la differenziata partirà bene, se sarà fatta bene, noi realizzeremo nel corso di breve tempo dei grandi risparmi che si tradurranno poi nell'abbassamento del costo delle bollette. E allora, ci sono delle indicazioni che devo dare. Per i quartieri cosiddetti, le zone cosiddette non servite, Petrusa, l'area vicino a Raffadali, Piano Gatte e tutto il resto. Noi abbiamo dato per adesso 3 punti di riferimento per il conferimento solo per gli abitanti di queste case sparse, non per gli altri cittadini di Agrigento, e saranno messi dei cassonetti con i vari prodotti in fondo alla via Papaluciani, per quanto riguarda la zona di Petrusa. Nella via Scifo sarebbe praticamente la strada che arriva al Corrivio Spinasanta venendo da Montaperto o da Raffadali, e nella zona di Fondacazzo ci saranno dei cassonetti dedicati per queste zone non servite. Attenzione, li possono conferire solo i residenti in queste zone. Ci sarà una sorveglianza e ci sono multe molto pesanti se qualcuno abusa e va a utilizzare questi cassonetti non facendo la differenziata nel modo tradizionale. Poi verranno fatte 2 isole ecologiche per quanto riguarda gli sfalci e i pannolini, che saranno una a Fontanelle e l'altra verrà fatta nella zona dove c'è attualmente Piazza La Malfa, dove c'è attualmente proprio l'isola ecologica. E quindi questo problema sarà inizialmente affrontato in questo modo. Quindi è un sistema che va organizzandosi e andrà sempre più a migliorare. Un po' di pazienza, perché se noi ci abbandoniamo alle critiche semplicemente e non guardiamo positivamente a questo fenomeno, sicuramente non si darà un grosso contributo al risultato. Credo che invece sia interesse di tutti non fare i furbi, non fare gli strafottenti, non cercare di non sfuggire ai controlli del conferimento differenziato, perché non serve a niente, non serve a niente, è rischioso e nello stesso tempo danneggia la comunità. Anzi, a questo proposito io invito i cittadini a segnalare tutti quelli che possono essere gli abusi nel corso nella città di Agrigento, che possono verificarsi in materia di raccolta e di conferimento della differenziata, e interverremo in maniera drastica ed immediata. Forniremo dei numeri telefonici e delle mail dove potrete fare le vostre segnalazioni e cercheremo di riscontrarle in tempi velocissimi.